Antonio Verna, buon lunedì 8 aprile 2019. Se volete intervenire in diretta chiamateci allo 02 66 20 35 29 oppure mandateci un sms al 346 64 277 56. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Una notizia di cronaca: a Verona i genitori non possono pagare la mensa a una bimba, danno tonno e cracker. Per Massimo Momi, vice sindaco con delega alle politiche familiari, si sarebbe trattato di un caso limite motivato dalla correttezza verso le famiglie che pagano regolarmente la mensa. Una scatoletta di tonno e un pacchetto di cracker a mensa, a differenza dei suoi compagni, perché i genitori di origine straniera non sono in regola con il pagamento dei buoni pasti. L'episodio vede protagonista una bambina delle scuole elementari di Minerbe, in provincia di Verona, denunciato dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, che parla di scelta discriminatoria da parte dell'amministrazione comunale a guida leghista. La scelta, riporta il quotidiano L'Arena, sarebbe stata concordata tra i gestori della mensa e il comune di cui è sindaco il leghista Andrea Girardi, dopo inutili solleciti al pagamento verso la famiglia. Una decisione che avrebbe anche turbato la piccola, che ha pianto quando si è vista servire un pasto diverso e ridotto dai compagni. Altra notizia che ci giunge dalle agenzie di stampa, una notizia di cronaca: a Torino rubavano nelle case dei ricchi, smantellata una banda di ladri. Poi una notizia che riguarda la Libia: il governo dice almeno 30 morti, anzi 32 morti dall'inizio dell'offensiva di Haftar. Una notizia del governo italiano: Di Maio dice avanti con Salvini ma basta scortesie al Movimento 5 Stelle. Allora, dalla regia Roberto Colombo mi dà l'ok. In questo momento sta avvenendo appunto la conferenza stampa a Milano all'Hotel Gallia con il ministro Matteo Salvini. Sta parlando di Europa. Sentiamoci, colleghiamo in diretta e poi incominciamo a sentire i nostri ospiti. Dal sogno europeo di cui parlava Papa Giovanni Paolo II. Che riconosceva le diverse identità, le diverse culture, le diverse nazioni. Non penso si possa accusare San Giovanni Paolo II di essere un sovranista, un nazionalista, un estremista, un populista. L'Europa ha senso se riconosce le identità, le storie e le culture. Se l'Unione Europea è il pensiero unico fondato sul business, sulla finanza e sulla mera considerazione economica, non è un sogno, ma è l'incubo che stiamo vivendo. Quindi sono ben contento che in questo lunedì mattina di sole a Milano siano arrivati amici dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Finlandia. Altri si aggiungeranno da qui al 26 maggio. Il nostro obiettivo è di essere finalmente forza di governo e cambiamento in Europa, per portare nuova linfa, nuovo sangue, nuova speranza, nuovo sogno. Alcuni temi sono comuni: il controllo dei confini, la lotta al terrorismo, agli estremismi. Poi ci saranno le domande dei giornalisti reduci. Gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles oggi. Noi guardiamo avanti, guardiamo al futuro, avendo buona memoria di quello che è accaduto nel passato, ma lo stanco dibattito destra, sinistra, fascisti, comunisti non è quello che ci appassiona, né appassiona 500 milioni di cittadini europei. Il dibattito sul passato lo lasciamo agli storici. Noi siamo pronti a costruire un futuro e ringrazio gli amici con cui cominciamo questo percorso, che sarà quello che salverà l'Europa, perché chi sta affossando il sogno europeo sono i burocrati, i buonisti e i banchieri che stanno governando l'Europa da troppo tempo. Noi puntiamo a riportare i popoli al governo dell'Europa e ringrazio chi ci aiuterà a farlo.
Allora, abbiamo sentito in questo momento in diretta l'intervento a Milano del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel corso del programma sentiremo altre parti di questa conferenza. Comunque Marco Pinti più tardi manderà interamente la conferenza. Iniziamo subito con il nostro primo ospite di questo lunedì 8 aprile. Abbiamo con noi il deputato della Lega Marzio Liuni. Buongiorno Marzio, buon lunedì. Buongiorno a tutti voi. Allora Marzio, hai sentito a Milano in corso la conferenza stampa, il ministro Salvini presenta appunto il programma per l'Europa dopo il 26 maggio. Allora cosa cambierà? Chiaramente tutti hanno capito che dipendiamo interamente dall'Europa. Non basta essere al governo, ma abbiamo bisogno di un'Europa che sia vicina al nostro paese. Fino ad oggi non è stato così, per cui sarà importantissimo. Queste elezioni saranno importantissime per aumentare il peso dell'Italia all'interno dell'Europa, arrivare a essere al governo dell'Europa per poter mettere in atto tutte quelle azioni volte a cambiare verso, perché l'Europa, in senso generale, il nostro paese ne subisce le conseguenze chiaramente, non sta andando così bene, voglio dire anche la Germania ormai è in recessione. Sì. Abbiamo bisogno di una politica del lavoro diversa, degli investimenti diversi. Qua abbiamo badato a tentare di mettere a posto i conti dei paesi in maniera ragioneristica senza pensare a uno sviluppo. Banalmente, quando in un'azienda c'è qualcosa che non va, non è che cacciano i dipendenti, punto. No, cercano di capire cosa non va ed eventualmente fanno nuovi investimenti per migliorare la produzione, aprire nuovi mercati. Quello che non è accaduto in Europa. Benissimo, quindi insomma dal 26 maggio le cose cambieranno in questa Europa. Senti Marzio, la scorsa settimana è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto crescita salvo intese. Quali sono le misure di questo decreto che dovrebbe portare alla crescita dell'Italia? Chiaramente tutte quelle azioni che possono far sì che ripartano i cantieri, si sviluppi il mercato del lavoro. Noi dobbiamo banalmente far ripartire, dico banalmente perché è una cosa, la ricetta più semplice del mondo, non riusciamo ad attuarla, ma far ripartire il lavoro nel nostro paese. Per far girare i soldi serve che giri il lavoro, per cui il compito dello Stato, il premio, veramente far ripartire tutti questi cantieri che sono fermi. Io, come voi sapete, arrivo dalla Basilicata, nel senso che abbiamo fatto il commissario, abbiamo fatto le elezioni regionali, abbiamo stravinto le elezioni regionali, c'è una situazione, io ho l'elenco delle strade che sono state appaltate dall'ANAS, per esempio, e che sono 5 anni che il cantiere non è ancora partito, il ricorso, i ribassi allucinanti, l'azienda che è partita poi si è fermata, cioè ci vuole anche un modo per snellire tutte queste procedure. Infatti il codice degli appalti drammatico che è stato varato la legislatura scorsa ha messo in ginocchio il paese. Ecco che con delle azioni semplici e di buon senso possiamo far ripartire il paese. Benissimo. Senti Marzio, c'è una classifica che riguarda il gradimento dei governatori e la classifica sul gradimento è un sondaggio del Sole 24 Ore ed è stata pubblicata oggi. Tra i primi posti c'è Luca Zaia, governatore del Veneto, e poi ci sono altri 2 governatori della Lega del Friuli Venezia Giulia, Fedriga e Attilio Fontana. Allora al primo posto c'è il governatore Zaia. Come ritieni appunto, come mai c'è questa classifica così? È molto semplice, perché i governatori della Lega hanno la politica del fare, non è la politica delle chiacchiere. Noi in Piemonte abbiamo il presidente Chiamparino, che è un buon comunicatore, un buon chiacchieratore, però ha fatto il sindaco di Torino, fantastico. È vero, ha gestito le operazioni Olimpiadi, ha lasciato la città di Torino in ginocchio, piena di debiti, perché va bene fare le Olimpiadi invernali, che furono sicuramente un successo, ma ha lasciato la città in ginocchio. La Regione Piemonte non ha fatto niente, sono piemontese, sono varese, non ha fatto niente. Quelle 4 cose che sono andate avanti sono frutto del governo Cota, per cui della Lega. Ecco la differenza che la gente, ecco perché ci stanno dando veramente tanto consenso, che noi attuiamo e vogliamo fare le cose.
Questa è la differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri. Benissimo. Senti Marzio, parliamo adesso un po' di cultura, perché tu appunto sei stato commissario in Basilicata. C'è una notizia che riguarda Pompei: una turista inglese di 20 anni ha rubato dei pezzi di un mosaico, poi è stata bloccata dai carabinieri. Voglio chiederti proprio sulla cultura, cosa c'è da fare ancora in Italia? Chiaramente noi abbiamo un patrimonio enorme, è inutile dirlo, siamo veramente la capitale del mondo sotto questo aspetto. Dobbiamo lavorare un pochino di più nel far conoscere bene e mettere in atto dei percorsi semplici e agili, perché le persone si possano avvicinare sempre di più ai nostri monumenti, alle nostre opere, alle nostre veramente bellezze che abbiamo. Per cui anche sotto l'aspetto del vendere bene il paese, passatemi questo termine, bisogna sfruttare tutte le qualità sotto l'aspetto culturale che il nostro paese ha, che sono enormi. Parlo della Basilicata, c'è un paese che si chiama Castelmezzano, Sì. con 700 abitanti, viene indicato dalle riviste mondiali come uno tra i 10-20 borghi più belli del mondo. Come dicono, ci sono le Dolomiti della Lucane, per esempio. È uno spettacolo. Io sfido, ragazzi, andate a vedere su internet Castelmezzano, in provincia di Potenza, guardate che spettacolo è. Non lo conosce nessuno al di fuori dei Lucani, perché l'Italia, il sistema italiano non pubblicizza neanche bene tutte le sue bellezze naturali, architettoniche, culturali. Cioè noi abbiamo veramente, quando si dice che l'Italia potrebbe vivere solo il turismo, è veramente così, ragazzi. Però bisogna far muovere tutte le leve per far sì che gli stranieri, gli italiani stessi, invece che scegliere di andare magari in altri paesi a fare le vacanze, cerchiamo di sfruttare il nostro paese, che è un paese bellissimo, ci sono tantissime cose stupende da vedere e faremo muovere la nostra economia. Benissimo. Senti Marzio, questa settimana alla Camera quali sono i temi in discussione? Diciamo, abbiamo dei temi, è una settimana un po' interlocutoria, poi abbiamo la settimana di Pasqua. Scusate, abbiamo una cosa molto importante per quanto riguarda la città di Milano. Oh signore, ho un attimo un'amnesia, scusatemi. Sì. Abbiamo comunque, per esempio, per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo una cosa molto importante, Sì. che questi provvedimenti per quanto riguarda gli snellimenti delle pratiche in agricoltura, che dovremmo martedì licenziare. È un provvedimento molto importante che serve proprio a togliere tutti quei lacci e lacciuoli che imbrigliano gli agricoltori e le produzioni agricole. Molto vogliamo fare sul latte, insomma, che è al momento una tra le questioni più importanti, ma abbiamo tantissimo da fare anche sul discorso arance, no? Sì. Agrumi in senso generale, perché dicevo anche ieri, per esempio, quanto anzi oggi, proprio questa mattina sulla stampa, quanti agricoltori pugliesi scelgono di tagliare le piante o comunque non raccogliere le clementine così, perché gli danno 20 centesimi al chilo. Certo. Quando il prezzo minimo di sopravvivenza è 50 centesimi. Vedete, per cui non c'è solo il problema del latte, anche sotto questo aspetto. Noi abbiamo un'agricoltura di primo ordine, a gli accordi che mandiamo le arance in Cina, quando poi la difficoltà è sempre la solita, il trasporto, perché le navi con cui vanno già ci mettono comunque 40 giorni e con gli aerei diventa veramente improponibile sotto l'aspetto dei costi. Sì. Ecco, dobbiamo lavorare bene perché abbiamo tanto da dare sotto l'aspetto dell'agricoltura, però dobbiamo lavorare un po' col cervello per far sì che tutti questi progetti di export che possono aiutare la nostra agricoltura possano essere messi in atto e venga data la giusta remunerazione agli agricoltori. Benissimo. Senti Marzio, tu sei stato al Vinitaly oppure ci andrai oggi o in questa settimana? Io farò un salto in questa settimana, sicuramente li conosco molto bene perché con la mia esperienza di assessore provinciale all'agricoltura ho partecipato tantissime volte, chiaramente nello stand del Piemonte con i nostri rossi d'eccellenza, che si fa veramente un bel lavoro. Io chiedo a tutti, chi non è mai stato, anche chi non beve il vino, ma chi non è mai stato al Vinitaly, di andarci perché è un luogo bellissimo, dove si vedono veramente le nostre bellezze, le nostre peculiarità nell'ambito
vinicolo presentati a tutto il mondo in maniera eccezionale. Chi non beve il vino, poi se va a Vinitaly incomincerà a bere il vino praticamente. Assolutamente. Va bene Marcio, allora grazie mille per essere stato qui con noi questo lunedì mattina, buona settimana e a presto. Grazie mille a tutti voi, arrivederci. Allora, adesso Roberto dalla regia mi dà l'ok, c'è in collegamento telefonico con noi un amico di RPL che sentiamo quasi ogni lunedì, Andrea Dara, deputato della Lega. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea. Allora, senti Andrea, puoi spiegarci un po' che cosa sta succedendo in Libia, no? Stiamo sentendo notizie da una settimana a questa parte, spiegaci un po' cosa sta accadendo. Sì, la situazione è molto delicata, come governo e come parlamentari siamo preoccupati perché, come ben sapete, ci sono tanti italiani che lavorano lì e soprattutto anche perché c'è l'ENI, che per noi significa avere lì una delle principali aziende italiane che sta lavorando, e vorremmo riprendere proprio questi rapporti che, come ben sapete, in passato sono un po' decaduti. Quindi a noi serve un paese un po' più stabile. Come dicevo, stiamo monitorando con grandissima attenzione anche quanto sta accadendo. Purtroppo ci sono stati degli attacchi in queste ore da parte del generale Haftar, perché secondo il nostro punto di vista si sta preparando alla famosa riunione che ci sarà a breve. Vuole arrivare in una posizione molto forte, ma questo destabilizza naturalmente tutti i negoziati che ci sono in corso. Quindi il governo sta monitorando la situazione e speriamo che la guerra, come si sta vedendo in queste ore, non degeneri. Ci sono stati 32 morti, oltre 50 feriti, e so che si sta lavorando per cercare di smorzare un po' la situazione, di smorzare un po' gli animi. Benissimo. Senti Andrea, nel weekend c'è stato uno scontro tra il Movimento 5 Stelle e la Lega sulla flat tax. Il ministro Salvini dice è nel governo, è nel contratto di governo. Di Maio dice va fatta senza aiutare i ricchi. Ecco, come andrà a finire? Io voglio soltanto dire che la flat tax per noi è una priorità e che effettivamente è nel programma del governo. Abbiamo valutato tutti i costi e benefici e una riduzione fiscale per noi porterà sicuramente più benefici che costi. E come abbiamo sempre rispettato in questi mesi il contratto di governo, votando anche penso al reddito di cittadinanza, che sicuramente non è nel DNA della Lega, spero e speriamo e ci auguriamo che anche il Movimento 5 Stelle non faccia una retromarcia su quanto scritto nel programma di governo. Ieri sera ho visto le dichiarazioni fatte da Di Maio e c'è stata un'apertura. Ha detto chiaramente che non deve essere fatta per i ricchi. Io gli chiedo però che 65.000 euro di fatturato non mi sembra un'operazione per ricchi, anzi io ho incontrato alcune associazioni di categoria che mi dicono e continuano a ribadire che è un inizio, per carità, ma 65.000 euro di fatturato vuol dire che alla fine dell'anno il professionista, piuttosto che la partita IVA che ha appena iniziato un'attività, vuol dire avere che gli rimangono 15.000 euro l'anno che potranno reinvestire sicuramente nell'ammodernare il proprio studio o la propria attività. Quindi non ci sembra di andare a aiutare le persone ricche. Però, sì. Vediamo nelle prossime ore qual è l'evolversi della situazione. Sì, senti Andrea, oggi è in programma l'incontro tra il Premier Conte e le associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche. Nei giorni scorsi la polemica non accennava a placarsi, oggi ci dovrebbe essere questo incontro. Anche su questo ti chiedo quale soluzione si troverà. Ma da quello che ho preso io in queste ore, perché tutto è sempre in evoluzione, pare che ci sia l'ok alla deroga sociale
che prevede rimborsi automatici per il 90% della platea dei risparmiatori, e rimane solo una verifica sul restante 10%. Queste sono le ultime notizie che ho io. Naturalmente sono notizie che vengono dal Ministero. Se così fosse, almeno sul 90%, però deve essere una cosa veloce, perché sul rimborso dei risparmiatori truffati si è aspettato dal nostro punto di vista anche troppo. Ci sono famiglie che hanno avuto difficoltà a pagare il mutuo, l'affitto dell'azienda, a pagare le tasse sui capannoni, e visto considerato che nella legge di bilancio sono stati stanziati 1,5 miliardi, quello che chiediamo è che vengano spesi subito e che vengano rimborsati quantomeno almeno il 90%. Poi sull'altro 10% magari faremo anche delle verifiche, però questo 90% deve essere assolutamente rimborsato rispettando anche queste leggi, questi vincoli dell'Unione Europea che tutte le volte saltano fuori, stanno sempre con l'Italia. Però velocizziamo e andiamo avanti spediti. Io non so se in queste ore dovrebbe essere in corso un incontro le associazioni, quindi speriamo che il risultato sia positivo. Benissimo. Senti Andrea, anche a te chiedo, sei stato questo weekend a Verona al Vinitaly oppure ci andrai? Purtroppo no, sono in partenza andrò tra un'oretta a Verona. Ho dedicato questo weekend all'ultimo weekend, perché poi inizia la campagna elettorale alla famiglia, sono stato in montagna con i piccoli, però oggi mi recherò e ho contattato già alcuni colleghi che si sono recati nella giornata di ieri e mi è stato detto che la partecipazione è stata veramente, veramente ottima, e in più posso dire che il ministro Centinaio ha lavorato molto molto bene per unire l'agroalimentare al turismo. So che sta lavorando anche ad alcuni gap da superare, come la frammentazione delle aziende e della logistica, contro l'aggressività ai nuovi competitor e le difficoltà da promuovere per quanto riguarda la biodiversità italiana. Quindi ci sta lavorando. Il Vinitaly è il brand per eccellenza del vino e che va riconosciuto e va portato in tutto il mondo. Certo. Quindi, ottimi risultati e speriamo di vedere delle evoluzioni anche in futuro. Benissimo, allora Andrea, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, questo lunedì mattina. Ci risentiamo prossimamente la prossima settimana in radio. Buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Allora, adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci sentiamo tra pochissimo. La trasmissione Rebelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
La linea di Ernestino Roveda, l'appuntamento promozionale con il suo buon vino. Ciao Ernestino. Ciao Roberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Niente, io sono Ernestino Roveda, sono qua a Montubeccaria, sulle colline dell'Oltrepo Pavese, sono un piccolo produttore, un contadino, diciamo, come dice Sammy Varin. Produco la Bonarda, la Barbera, il Riesling e il Pinot Nero vinificato bianco. Questi sono i vini DOC. Poi ho i vini GT, la Croatina o il Rosato. Per avere il mio vino basta telefonare allo 0385 60 127 oppure visitando il mio sito ilvinodirovedernestino.it. A chi acquista un cartone misto di tutte le mie qualità da minimo 12 bottiglie 38 euro. Comunque basta telefonare allo 0385 60 127. Poi adesso c'è il periodo, alla primavera, c'è il periodo giusto per l'imbottigliamento dei vini. Io ho le damigiane e ho anche le damigianette 34 o 28 litri. Comunque chi lo volesse basta telefonare allo 0385 60 127. Ciao a tutti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, ci colleghiamo in diretta da Milano dove è in corso la prima conferenza internazionale organizzata dalla Lega verso l'Europa del buonsenso. Prevedere il futuro, io no, l'obiettivo è di essere i primi, da sempre. PD e Forza Italia governano l'Europa da sempre. Quindi tutti, e questo accade penso anche negli altri paesi rappresentati al tavolo, è difficile che parlino di cambiamento in Europa o di una nuova Europa o critichino l'Europa coloro che la governano da decenni. Quindi sicuramente noi possiamo proporre una nuova idea di Europa non avendo mai governato neanche una sottocommissione a Bruxelles, perché ci hanno sempre tenuto ai margini, a proposito di rispetto delle minoranze. Quindi l'obiettivo è di essere in tanti, non fatemi dare i numeri, di essere vincolanti, di essere decisivi, di nominare dei commissari nella futura Commissione europea e di essere determinanti per i voti, soprattutto sui temi del lavoro. Ci sono differenze qua al tavolo, però la libertà dei singoli stati di poter scegliere sull'età pensionabile, sulla pressione fiscale, sull'agricoltura, sulla pesca, sul commercio, sul turismo. Ecco, questo penso che sia comune a chiunque farà parte di questa famiglia. Il rispetto delle identità nazionali. Sonia Sarno, TG1. È lì. Ministro, in caso di vittoria, quali sarebbero i primi provvedimenti per rilanciare l'economia, per contrastare una crisi che lei più volte ha sottolineato essere internazionale? Cosa fareste? Innanzitutto difendere il Made in Europe, il Made in Italy, il Made in Deutschland, il Made in Finland, il Made in Denmark, difendere la produzione europea, rivedendo alcuni trattati commerciali che hanno causato danni enormi all'industria europea, all'agricoltura europea, alla pesca europea, e quindi aiutando i consumatori a scegliere e gli imprenditori a essere tutelati dalla contraffazione, dalla concorrenza sleale. Faccio un esempio, per noi la Turchia non è che usa questi soldi per fare concorrenza alle nostre imprese, è stato sospeso il percorso di adesione, non va sospeso il percorso di adesione, va cancellato, va definitivamente interrotto, perché cosa c'entri la Turchia con l'Unione Europea me lo devono spiegare popolari e socialisti. Noi su questo abbiamo le idee molto chiare. Badiamo ai fatti, badiamo a quello che ci chiedono gli italiani, e ci chiedono 500 milioni di cittadini europei che come priorità hanno la difesa della loro sicurezza, la protezione dei loro confini, la protezione delle loro figlie, la protezione della loro storia, della loro cultura e della loro identità. Perché possiamo essere il continente più ricco al mondo, ma se viviamo sotto eterna minaccia dell'estremismo e del terrorismo, la ricchezza senza sicurezza non va da nessuna parte. Quindi io ragiono con tutti quelli che mi permettono di arrivare all'obiettivo a livello regionale, a livello italiano o a livello continentale.
L'ultimo giornalista registrato è Federico Grandesso, New Europe. Eccoci qui. Una domanda al Ministro Salvini. Parliamo di politica estera, se è possibile. Quale sarà la vostra attitudine verso la Russia e verso gli Stati Uniti? Mi piaceva conoscere un po' anche la situazione. In Italia è molto difficile per questo embargo, se c'è la possibilità magari di ridiscuterlo. Beh, l'Europa ha una scelta di campo ben chiara, ben precisa. Al tavolo, con i nuovi compagni di viaggio, ragioneremo anche di quali sono i risultati di tutte le iniziative adottate dall'Unione Europea negli ultimi anni, guardando risultati positivi e risultati negativi. Se lei mi chiede la mia posizione personale, visto che domani sarò al Salone del Mobile a inaugurare una delle fiere più importanti del Made in Italy, le sanzioni ad oggi mi sembra che non abbiano risolto alcunché e quindi io preferisco il dialogo. Però ripeto, visto che la famiglia si sta allargando, saranno oggetti di discussione con tutti i nuovi membri che non hanno mai fatto parte del nostro gruppo. Le alleanze storiche non si discutono, evidentemente. Angela Mauro Huffington, che era registrata. Buongiorno, funziona. Visto che l'obiettivo è così ambizioso, mi chiedevo se indicherete uno Spitzenkandidat, se sarà Salvini o magari la Le Pen. Noi stiamo costruendo il progetto, il programma, la visione dell'Europa da qui ai prossimi 50 anni. Poi chi ne sarà il portavoce lo decideremo insieme. Ad oggi non ci sono ambizioni personali, almeno per quello che mi riguarda, poi ne parleremo con gli amici intorno al tavolo. Da italiano sono onorato che, a differenza di quanto è sempre accaduto in passato, questo parta dall'Italia. Questo sogno, questo progetto, questa visione, questo futuro parta da Milano e da Roma. Prego. Microfono qua davanti. E non sentono le traduzioni per il live senza microfono. Arriva. Qua davanti. Qua. Buongiorno signor Ministro, Veronica Gervaso del TG5. Lei diceva allarghiamo la famiglia europea, però c'è anche la famiglia al governo in questo momento. Oggi naturalmente lei avrà visto la lettera che ha scritto il suo alleato Di Maio, dicendo, rivolgendosi alla Lega, stanno sbagliando le alleanze nell'Unione Europea. Ecco, non teme che si possa arrivare a una divaricazione eccessiva, comunque per quanto riguarda in questo caso le alleanze verso le europee? Che possa avere ripercussioni sul No, governo? anche perché io non commento quello che fanno i miei alleati di governo. Quando il mio amico, prima ancora che collega vice premier Di Maio, va a Parigi a incontrare qualcuno che poi mette in difficoltà il governo italiano, io non commento, non lo faccio, tengo per me le mie riserve e guardo avanti, perché abbiamo tanto da lavorare in Italia, sono tanti impegni da mantenere. La flat tax, ecco, ci tengo a chiarire un concetto. L'idea rivoluzionaria della flat tax, che si chiama tassa unica, tassa piatta, tassa uguale, è che è unica, piatta e uguale. Non esiste una flat tax progressiva, altrimenti mi tengo il sistema fiscale attuale. Il concetto rivoluzionario della tassa piatta perché è piatta. Ecco. Cioè non può esserci una tassa piatta progressiva, altrimenti che cosa sto cambiando?
Allora, abbiamo dei problemi con l'audio, vediamo se dalla regia Roberto riesce ad aggiustare questo problema tecnico. Allora, nel frattempo andiamo a guardare le ultime notizie. In Medio Oriente Erdogan dice la Cisgiordania è palestinese, da Israele occupazione. Allora Roberto, abbiamo ripristinato... Poi ognuno si sceglie le sue alleanze. La cosa curiosa peraltro è che gli amici di Alternative für Deutschland oggi, mentre noi siamo qua a Milano a presentare il futuro, a Strasburgo sono alleati di Luigi Di Maio dei 5 Stelle. Quindi io sono orgoglioso che la nostra strada sarà comune, però negli anni passati la strada dei 5 Stelle era comune a quella degli amici di AfD. Però io non ho mai detto alcunché e ognuno fa le sue scelte, ma ripeto, la polemica locale dal mio punto di vista inesistente è così piccola rispetto a un progetto grande, poi non so se ce la faremo, però noi ci diamo un obiettivo grande: salvare l'Europa, proteggere l'Europa e dare un futuro ai nostri figli in Europa, in un'Europa di pace, perché l'attuale Unione Europea sta riportando il conflitto all'interno dell'Europa. Guardiamo la Grecia, guardiamo la Francia, guardiamo l'instabilità di tanti governi. Noi vogliamo un'Europa pacifica, laboriosa e sicura. E quindi le polemiche locali tedesche, finlandesi, danesi, portoghesi, polacche sono piccole rispetto a un grande progetto. Là in fondo... Potete anche fare qualche domanda ai colleghi il primo sulla destra, degli altri paesi. Buongiorno. Mingoia no, che è interista. Buongiorno, Massimiliano Mingoia del Giorno. Volevo chiedere al Ministro perché ancora a Milano, dopo il vertice in prefettura con Orban, il lancio di questo manifesto, di questo progetto. Non mi interessa rispondere al razzismo radical chic e snob di una certa sinistra, per cui se non sei di sinistra sei out. Non ho cattive compagnie al tavolo. Le cattive compagnie sono quelle che hanno mal governato l'Europa in questi decenni, e quindi sono orgoglioso delle compagnie che saranno sempre più numerose nei prossimi anni. Perché Milano il 18 maggio? Perché sono scaramantico, perché abbiamo chiuso a Milano la campagna elettorale dell'anno scorso ed è andata come tutti voi ricorderete, perché a Roma abbiamo fatto una splendida, straordinaria iniziativa 3 mesi fa, riempiendo Piazza del Popolo. Siamo stati a Firenze, siamo stati a Bologna. L'ultimo dei miei pensieri onestamente sono le elezioni comunali di Milano. Anche qua stiamo ragionando a livello continentale un'Europa che non sia schiacciata fra Stati Uniti, Cina e demografia africana, che le elezioni comunali le vinceremo, ma non sono una mia preoccupazione di oggi, onestamente. Allora, abbiamo sentito il ministro Salvini che risponde alle domande dei giornalisti in diretta da Milano, dall'Hotel Gallia, a questa prima conferenza internazionale della Lega verso l'Europa del buonsenso. In collegamento telefonico con noi abbiamo Leonardo Tarantino, deputato della Lega, amico di RPL. Ciao Leonardo, buongiorno, buon lunedì. Ciao Antonio. Allora, non so se hai ascoltato un po' le parole del ministro che sta rispondendo ai giornalisti. Il ministro è intervenuto di nuovo sulla flat tax, no? Tu che ne pensi di questa misura? La flat tax era una promessa elettorale su cui abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo già dato, come dire, una prima risposta a una legge di bilancio che però riguarda una platea di circa 1 milione di contribuenti. L'obiettivo è quello di invece renderla fruibile per molti più cittadini, quindi nella prossima manovra, e si comincerà a parlarne appunto adesso col documento di programmazione economica, bisogna fare ulteriori passi in avanti. Ecco, quindi Matteo Salvini la sta rimettendo nell'agenda
degli obiettivi politici nel breve periodo. Certo, senti, il ministro appunto Salvini ha aperto oggi la conferenza, ha detto oggi i nostalgici sono a Bruxelles, oggi a questo tavolo non ci sono i nostalgici estremisti, gli unici nostalgici sono appunto a Bruxelles. Cosa cambierà dopo il 26 maggio, Leonardo? Questo delle elezioni europee è un voto storico di tutti quelli che ha riguardato appunto l'elezione del Parlamento europeo, perché è l'occasione di dare forza a quelle forze politiche, movimenti come la Lega che vogliono cambiarla rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni, cioè un'Europa che non ha saputo fare la differenza sui temi che interessavano i cittadini, ma è concentrata sulla burocrazia, sulla misura delle zucchine, piuttosto che invece sui temi anche delle politiche economiche che potevano creare sviluppo e non rigore come è stato. Ecco. Sì, senti, per quanto riguarda invece sempre l'Europa, no? Il caso Brexit, c'è un video della May su Twitter che dice vi spiego cosa succede, cioè la Premier in versione informale parla al popolo britannico. Non so se tu hai seguito, hai visto questo video. No, non l'ho visto. Ecco, ma quali sono le date di uscita, il no deal, che cosa succede anche qui? Bisognerebbe avere una sfera di cristallo. Purtroppo il Parlamento inglese, tanto il governo italiano ha creato un opuscolo, no? In caso di uscita senza accordo, no? Sì, perché appunto poi senza accordo si creano una serie di buchi amministrativi che possono creare dei disagi sia noi italiani rispetto ma anche molti italiani che vivono in Inghilterra che devono poi invece trovare certezze nelle loro esigenze. Ma il Parlamento inglese non riesce a dare risposta a quella che è stata una volontà popolare, insomma, la più schietta e limpida, quella col referendum. Si sono mischiati, come dire, contrapposizioni politiche che ci possono stare, per carità, e poi anche per una serie di complicazioni tecniche, perché effettivamente l'uscita di un paese dalla comunità europea non è cosa da poco. Speriamo che il buonsenso prevalga, il buonsenso, direi, per primo quello di dare attuazione alla volontà degli inglesi che hanno comunque votato questo referendum, sì. E dall'altro appunto di non creare veramente delle problematiche che si ripercuotono, appunto, abbiamo detto, un po' anche sugli altri paesi. Speriamo che il buonsenso prevalga e anche le forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione in Inghilterra trovino una sintesi positiva. Ecco. Benissimo. Senti, carissimo Leonardo, per quanto riguarda la violenza sulle donne, insomma, il Parlamento ha approvato il codice rosso. Tu che ne pensi di questo provvedimento e poi anche del reato di revenge porn? Sì, allora è stato, direi, un momento storico. Sono norme che mancavano. Io personalmente ho fatto anche il sindaco e ho toccato anche con mano, ho parlato anche con donne vittime di violenza e non sempre le norme che c'erano le aiutavano in questa difficile situazione. Le lentezze della magistratura, piuttosto che anche le situazioni familiari dove una donna è costretta a convivere anche dopo che ha fatto una denuncia, insomma, erano veramente complicate. Quindi benissimo, direi che anche la nostra ministra Bongiorno, Matteo Salvini, hanno centrato quello che erano le necessità, quindi indagini veloci, tutela della vittima, il braccialetto elettronico in modo che chi fa violenza venga allontanato da casa, non possa riavvicinarsi, insomma, pene più pesanti. Quindi direi benissimo. Ci abbiamo pensato noi, ecco, questo lo voglio dire, nel senso, venivamo da 8-9 anni di governi di un altro colore politico che è vero, sì, che hanno fatto, non è giusto dire che non hanno fatto niente, ma questo è una chiave di volta importante, compreso questo, diciamo, reato moderno, questo revenge porn, cioè questa diffusione di immagini intime, detenzione e diffusione di immagini intime private sulla rete. Quindi anche su questo bisognava intervenire. C'erano stati i fatti recenti che avevano coinvolto appunto anche una deputata del Movimento 5 Stelle. La risposta è stata, direi, velocissima. Ora il provvedimento che è stato approvato dalla Camera proprio settimana scorsa andrà al Senato, ma credo anche perché c'è un largo consenso
anche tra le altre forze del Parlamento, non solo tra Lega e Movimento 5 Stelle, avrà un iter veloce, quindi sarà immediatamente esecutivo. Senti, poi Leonardo, si è parlato di class action, no? È stata approvata questa legge. Che cos'è in sostanza? Ma la class action è la possibilità per come dire, di attivare procedure di rivalsa collettive, e quindi un modo per i piccolini, a volte vittime di sistemi, di complicazioni, di truffe, di fronte a soggetti molto grandi che hanno la forza di difendersi, invece di agire insieme e quindi di poter farsi forza reciprocamente. È un sistema che in alcuni sistemi moderni come gli Stati Uniti è molto diffuso. Da noi siamo rimasti un po' indietro, e anche questo è un passo in avanti che questo Parlamento e questo governo ha voluto fare. Benissimo. Senti, in questa settimana alla Camera quali sono i temi di cui si discuterà? Allora, ci sono diverse mozioni su tanti temi. Io direi che l'argomento clou che sarà oggetto della discussione più ampia è la conversione in legge del cosiddetto decreto concretezza della ministra Bongiorno, che è quello che riguarda nuove regole sulla pubblica amministrazione. Quindi da una parte un po' di semplificazione anche per gli enti sulla possibilità di assumere, sulla possibilità di ricostruire le piante organiche, e un'altra parte riguarda anche l'efficienza dei lavoratori, quindi su tutti ricorderete le impronte digitali per la timbratura del cartellino, e quindi per combattere un po' i fannulloni e i furbetti del cartellino. Ecco. Benissimo. Inizieremo credo mercoledì a discutere questo argomento e fino a fine settimana per approvarlo. Certo. Senti Leonardo, un'ultima domanda. Sull'autonomia invece a che punto siamo? Ma guarda, l'autonomia temo che arriverà dopo le elezioni europee. In questo momento l'agenda politica, soprattutto anche l'attività di governo, è concentrata su questi due provvedimenti importanti: il cosiddetto decreto crescita, di fronte a questi dati economici, questa congiuntura anche internazionale, dati non positivi, quindi una nuova spinta verso l'economia, e l'altro il famoso decreto sblocca cantieri. Quindi sono due interventi che servono all'economia reale del paese, su cui si sta concentrando l'attività di ministri e sottosegretari. L'autonomia, io ho avuto occasione proprio qualche settimana fa, durante un vostro collegamento, avevamo ospiti qui nella mia città Bruno Galli, l'assessore padre del referendum lombardo. Abbiamo fatto una chiacchierata anche confidenziale, lui è ottimista, ha detto che è solo questione di qualche settimana in più del previsto. Ecco. Certo. Senti Leonardo, ieri c'è stata un'intervista al ministro della giustizia Bonafede, no? Che dice i piani per evitare altri casi come quello dell'omicidio di Torino, che doveva già essere in carcere, e Bonafede dice su queste sentenze che non sono state eseguite per carenza di personale, assunzioni e task force mobili per garantire la certezza della pena. Poi tra l'altro non so se a Roma in questi giorni parte il Salone della Giustizia. Secondo te come si interverrà? Ecco, che cosa c'è poi da cambiare? Ma allora, la giustizia aspetta da anni una riforma radicale, che è un processo che però non è facile da mettere in campo e da attuare in pochi mesi, come sono quelli da cui siamo al governo. Diciamo che la manovra di bilancio, la legge di bilancio ha previsto complessivamente tante nuove assunzioni in tanti settori. Ci avevano lasciato una situazione con diversi precari, piuttosto che situazioni da stabilizzare. Ecco, la manovra ha trovato anche i soldi per procedere in questo senso, e quindi un po' tutti i settori dello Stato, compreso la giustizia, beneficeranno di questa nuova linfa. Anche di recente il sottosegretario Morrone ha raggiunto un accordo con i giudici onorari, diciamo così, quindi anche lì ci sarà un incremento di ore a servizio della giustizia, perché queste cose non si ripetano. Più in generale, io dico, da quando siamo al governo, questo maggior rigore che Matteo Salvini diffonde anche proprio nel clima sia delle forze dell'ordine che della giustizia, spero porti a maggiore attenzione rispetto a queste situazioni
come quella di Torino, dove queste persone devono essere garantite alla giustizia e non libere di circolare. Benissimo. Senti Leonardo, oggi dove sei di bello? No, oggi sono ancora a Samarate, nella mia città. Abbiamo fatto un weekend intenso di incontri sul territorio, anche ieri con il sottosegretario Giorgetti all'Assemblea di Confagricoltura a Varese, insomma, e altre visite. Oggi è una giornata dedicata un po' ancora al mio comune, dove anche se non sono più sindaco do una mano. Domani mattina presto si parte per Roma. Benissimo, allora ti ringraziamo Leonardo, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Allora continuiamo a ricollegarci in diretta da Milano. Controllati e numericamente limitati. Il sangue, ahimè, nei paesi europei lo spazza la nostra piattaforma politica. Uno può dire che serve l'immigrazione all'Europa, e ci sono, per carità di Dio. I socialisti dicono che servono decine di milioni di immigrati. Siamo e rimarremo in democrazia, e i diritti conquistati rimarranno diritti a disposizione di tutti. Ich möchte dem Kollegen sagen, volevo dire che adesso, per quanto riguarda chi non ha rispetto, volevo dire che noi qui come manifesto politico e che stiamo ufficializzando con il nostro manifesto, e il nostro manifesto non deve essere assolutamente messo in relazione con i fatti violenti a cui abbiamo dovuto assistere a Christchurch. La politica che noi rappresentiamo, che noi supportiamo e difendiamo, è a favore di un cambiamento demografico e pacifico della situazione in Europa, una politica che si impegna per la popolazione europea e naturalmente non c'è null'altro che possiamo utilizzare al di fuori degli strumenti pacifici. Per quello che è stato fatto in Christchurch non è assolutamente quello che noi intendiamo fare, e non deve essere assolutamente creata alcuna relazione, perché non esiste alcun nesso tra questo. Noi lavoriamo nella piena pace, noi siamo democratici assolutamente pacifici, e qualunque cambiamento vogliamo attuare, lo vogliamo attuare attraverso la pace e la democrazia. E sì, noi vogliamo un'Europa vera e propria che vogliamo difendere, e noi vogliamo questa difesa, una difesa che è assolutamente necessaria. La difesa la faremo, però non metteteci in correlazione con quello che è stato vissuto in Nuova Zelanda con Christchurch. Credo sia molto importante sottolineare che questo progetto si basa sul fatto che vogliamo raggiungere tutte le persone europee. La maggioranza in questo mandato, anche appunto il Comitato Antiterrorismo, non ha promosso una maggiore sicurezza europea. Più di 15 anni praticamente dopo la formazione di questo comitato non siamo riusciti appunto ad avere una maggiore tutela. Registriamo il passaporto delle persone quando accedono alla zona Schengen, delle persone che non sono state portate. Sono proprio le persone che sono state al governo durante questi ultimi anni, e quindi dobbiamo lottare per la sicurezza delle persone. Dobbiamo ripetere che questo progetto si basa su supposti democratici, sulla tutela dei diritti umani e sulla tutela della sicurezza, che comunque è di sicuro molto importante, più importante all'agenda del Parlamento europeo rispetto al passato. Le istituzioni europee hanno lasciato gli europei non difesi in molti aspetti. Dobbiamo quindi pensare veramente che è necessaria un'azione, come diceva appunto Salvini. Si è parlato della chiusura dei porti da parte di Salvini, piuttosto che quello che ha fatto Orban in Ungheria. Si tratta appunto di paesi che agiscono, e sarebbe qualcosa che non avremmo visto se ci fosse stata davvero tutela dei confini. Vogliamo implementare il buon senso a livello di stati europei, a livello europeo, anziché lasciare ai singoli paesi membri di difendere i propri confini, e quindi evitare qualsiasi tipo di estremismo. Pensiamo quindi a veramente una lotta congiunta a livello europeo contro la minaccia che viene dal fondamentalismo, dall'estremismo. Dobbiamo affrontare questa minaccia, dobbiamo combatterla in un modo europeo congiunto.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. C'è un capitolo sugli accordi commerciali, sulle politiche industriali. Uno sviluppo sostenibile, e la logica meramente economica e finanziaria non aiuta uno sviluppo equilibrato dei singoli paesi europei. Quindi tornare ad avere voce in capitolo sugli accordi commerciali, sulle politiche industriali e gli accordi multilaterali, dal mio punto di vista, è fondamentale, perché delegarlo a organismi sovranazionali significa calpestare le storie, le economie e le identità dei singoli paesi, nel nome del business. Però non penso che i padri fondatori dell'Unione Europea pensassero solo al business e alla finanza quando hanno dato vita a questo sogno. Ok, possiamo chiudere. Se volete procedere con altre fotografie. Grazie a tutti. Vediamo davanti. Allora, rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. È terminata la conferenza stampa del ministro Matteo Salvini in diretta da Milano dall'Hotel Gallia. Nel frattempo che Roberto Colombo chiama il nostro prossimo ospite, andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Riportano le agenzie di stampa la conferenza stampa del ministro Salvini, che dice: obiettivo primo gruppo, vogliamo vincere e cambiare l'Unione Europea. L'obiettivo è diventare il primo gruppo europeo, il più numeroso. Abbiamo l'obiettivo di vincere e cambiare l'Europa, lo ha detto appunto il segretario Matteo Salvini durante la conferenza stampa. Poi una notizia di cinema, una notizia di incassi, Dumbo ancora in vetta. Segue il debutto di Shazam, primo negli Stati Uniti al box office, più del 15%. Allora, in collegamento telefonico con noi abbiamo il giornalista della Verità, Fabio Amendolara. Buongiorno Fabio, buon lunedì mattina. Buongiorno, buon lunedì mattina a te e ai tuoi radioascoltatori. Allora Fabio, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, tu in questi giorni sulla Verità ti sei occupato della nave Alan Kurdi con 64 immigrati a bordo che punta verso l'isola di Malta. Quali sono le ultime notizie che riguardano questa nave oggi? Ma ancora è tutto, neanche a farlo apposta, mi scuso per il gioco di parole, sì. Ma è tutto in alto mare, ancora la situazione non è ben definita, soprattutto assistiamo ad un tentennamento dell'Unione Europea che è quantomeno imbarazzante.
Ecco, benissimo. Senti, poi tu ti sei occupato anche di mafia nigeriana. Hai scritto il 5 aprile sulla Verità: la mafia nigeriana si è presa pure la Sicilia, no? Hai parlato di riti di iniziazione, ci puoi raccontare un po'? Questo è un aspetto veramente impressionante. Da tempo che ci occupiamo sulle colonne della Verità delle evoluzioni di questa criminalità organizzata estera che ha messo radici profonde ormai nella nostra terra. Tra le sottovalutazioni complessive della maggior parte della stampa nazionale, ma anche di una certa sinistra che ha fatto finta di accorgersene dell'esistenza della mafia nigeriana soltanto con gli arresti dell'altro giorno a Palermo. E noi da tempo denunciamo come dire, la pressione e la forza di questa mafia straniera, e ci eravamo accorti che c'erano delle tendenze legate alla criminalità organizzata già dall'omicidio di Pamela Mastropietro. Da quel momento in poi abbiamo approfondito l'argomento e abbiamo capito che l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, è come dire, infiltrata davvero in un modo fitto e dettagliato. Sono questioni molto conosciute dalla nostra Procura Nazionale Antimafia, che da tempo lancia degli allarmi che sono anche rimasti veramente molto inascoltati. Viene definita dal Procuratore Nazionale Antimafia non nell'ultima relazione, neanche nella passata, ma già da qualche relazione al Parlamento, viene definita come la quinta mafia italiana. Quindi dopo le 4 mafie tradizionali, quindi 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita, si attesta al quinto posto ormai in modo stabile la mafia nigeriana. Questi nuovi collaboratori di giustizia per la prima volta svelano i meccanismi interni della mafia nigeriana. Questo è importante l'inchiesta di Palermo. Intanto mettono in luce questa crudeltà nei riti di affiliazione che servono proprio per garantire, per autotutelarsi, per garantirsi l'esistenza. Questi riti di affiliazione sono crudeli e violenti proprio perché viene messa a dura prova la tenuta del nuovo affiliato, e questo garantisce in qualche modo la situazione di omertà e garantisce che il nuovo adepto non salti il confine in un modo molto semplice. I racconti sono davvero splatter. Questi criminali sono costretti a bere il proprio sangue, le proprie lacrime, vengono picchiati a sangue, vengono sfregiati con dei rasoi, il tutto per testarne la tenuta. Subito dopo spiegano anche come si fa carriera in questa piramide criminale, e funziona un po' come le nostre mafie tradizionali: chi commette più reati prende i gradi, e soprattutto se i reati sono davvero gravi i gradi si prendono più facilmente. Quindi per l'omicidio c'è un alto bonus e si rischia di arrivare velocemente ai vertici, come dire, facendo il killer. Uno dei pentiti era riuscito a scalare in un modo veloce la piramide proprio perché aveva commesso molti delitti. Quindi ci disegnano e ci raccontano uno spaccato che potevamo solo immaginare, ma che oggi, come dire, i nostri investigatori conoscono appieno. Certo. Senti Fabio, poi nei giorni scorsi è apparsa la notizia che il rampollo di Tria è uno dei nostri, cioè dell'ONG di Casarini, no? Quando avete scoperto questa notizia, che avete pensato? Un po' siamo rimasti sorpresi. Intanto questa è un'attività
di cui si sta occupando, diciamo, la squadra, la sezione investigativa della Verità, che è guidata da Giacomo Amadori. Avete un po' visto, hanno firmato i servizi Carlo Tarallo, Simone Di Meo, quindi siamo tutti al lavoro su questa vicenda legata ai retroscena delle attività di Tria. È stata un po' una sorpresa, che però è ancora in fase di approfondimento, e ci stiamo lavorando, ne verranno fuori delle belle. Sì, senti Fabio, per quanto riguarda invece le prossime elezioni europee, no? Secondo te cosa cambierà in Europa? Io vedo tanta voglia di sovranismo, tanta voglia di riscoprire le identità nazionali, ognuno con le proprie identità. Vedo finalmente una forte esaltazione anche delle identità locali. L'Italia di identità locali ne può offrire davvero tante, quindi credo che ci sia un'attenzione molto forte per chi queste identità le vuole valorizzare, le vuole promuovere, portando un contributo forte anche a livello culturale nella comunità europea. Benissimo. Prossimi tuoi articoli in questi giorni, oltre quelli argomenti di cui abbiamo parlato? Guarda, stiamo seguendo con attenzione ancora le evoluzioni della CI e dell'Alan Kurdi, quindi continueremo a monitorare per capire questa Europa come si vuole orientare per l'accoglienza e per smistare i migranti. Speriamo anche le pressioni che arrivano dalla Germania siano come dire, nella nostra stessa direzione. L'Europa non può continuare a far finta che, diciamo, che l'accoglienza non sia un suo problema. Benissimo, allora Fabio, noi ti ringraziamo, ci risentiamo presto in radio, buona giornata. Grazie a voi. Grazie mille a Fabio Amendolara, giornalista della Verità. Adesso ascoltiamo il vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera, Alberto Gusmeroli, che dice: noi puntiamo a spingere gli investimenti per le imprese abbassando le tasse e per i comuni liberando i fondi per dare lavoro ai loro cittadini. Gusmeroli, parto da lei, le chiedo intanto a chi si rivolge Salvini quando dice stanno arrivando troppi no e così il paese rallenta, e poi se è d'accordo oppure no con questa ipotesi di controllo arbitrale, che poi è quello che vorrebbe fare il ministro dell'economia Tria. Ma diciamo che il caso italiano delle perdite dei risparmiatori è un po' un caso un po' diverso da quello che sono i casi che ci sono stati anche in Europa, cioè qui quasi tutti sono stati ingannati i risparmiatori, si parla di percentuali altissime di pensionati, dipendenti, gente che si è fidata ciecamente del direttore della propria banca e in banche molto locali, territoriali, dove il rapporto era molto fiduciario. Quindi è una situazione molto particolare, molto diversa in generale da altre, dove per massima parte, se non totalità, i risparmiatori, non ci sono gli speculatori, ci sono quelli che veramente ci hanno lasciato i risparmi di una vita. Io, come sindaco della mia città, Arona, ne ho incontrati parecchie e queste persone, perché avevamo una banca locale e queste persone erano assolutamente ignare di investimenti che invece di essere tranquilli erano a rischio. Questo è il primo aspetto. Poi ieri sera molto importante è stata il varo del decreto crescita, su cui ci sono parecchi provvedimenti legati alla spinta agli investimenti, ai consumi, agli investimenti pubblici degli enti locali, quasi altri 500 milioni di euro dedicati a comuni che possono investire e spendere entro il 15 di ottobre. Quindi una prima tranche gli è stata data al 15 di maggio
e ormai quasi tutti i comuni li hanno investiti e li stanno spendendo, una seconda tranche da 500 milioni per il 15 ottobre. Quindi nel 2019 i comuni che negli ultimi 7 anni hanno solo visto tagli si troveranno ad avere 900 milioni di soldi freschi da spendere e saranno le imprese a lavorare in quegli investimenti, e lo sblocco del patto di stabilità che ha fatto il vice ministro Garavaglia a ottobre sono altri 2 miliardi, quindi quasi 3 miliardi solo spesi dagli enti locali nel 2019. Direi un cambio di passo notevolissimo, e qui veramente si parla di forti investimenti per la crescita, perché ricordiamo che quando i comuni fanno degli investimenti li fanno in 3, 4, 5 mesi velocemente, e li fanno su temi molto importanti per i cittadini, che sono la sicurezza, le scuole, le strade, i marciapiedi, cose che servono anche a riqualificare le nostre città, metterle magari in ordine dal punto di vista delle questioni di sicurezza delle scuole, per esempio, dove si formano anche le nuove generazioni. Quindi il decreto di crescita di ieri sera sicuramente è un grande passo avanti, potrà anche essere ulteriormente migliorato in sede parlamentare, però sicuramente darà una forte spinta alla crescita. I dati, oggi l'Istat non ha dato delle informazioni dettagliate, credo che lo farà la prossima settimana, però sta cominciando a vedere qualche spiraglio di luce. Io sono sicuro che... Però tornando in particolare sulla domanda che le facevo, cioè la posizione della Lega in particolare su quello che viene definito come il vero nodo, che è appunto l'arbitrato, quello che il Movimento 5 Stelle non vuole, quello per cui lunedì evidentemente Conte chiederà il parere alle associazioni dei truffati. Ecco, la posizione della Lega su questo qual è? La posizione è quella di assolutamente tutelare quei risparmiatori truffati, ed è una posizione che è già stata chiarita con la manovra di bilancio, perché la manovra di bilancio ha stanziato 1,5 miliardi, che non sono noccioline. Ricordiamoci anche qui che il passato governo aveva stanziato 100 milioni, quindi un quindicesimo. Ovviamente la prossima settimana, tra lunedì e martedì, si troverà il modo migliore per far sì che i risparmiatori possano essere indennizzati in tempi sufficientemente rapidi. Il punto, Gusmeroli, è se l'esistenza di una commissione su questo mette a repentaglio il vostro obiettivo, cioè che i truffati siano in qualche modo indennizzati. Secondo voi sì o no? Perché è qui poi il nodo. Ma il nodo è, diciamo, il primo nodo era trovare i soldi, e questo il governo li ha trovati, ne ha trovati tantissimi. Questo era il primo nodo. Il secondo nodo è far sì che si possano indennizzare il più possibile i risparmiatori senza incorrere in criticità, e questo lo si sta affrontando e sicuramente lo si affronterà lunedì e martedì in Consiglio dei Ministri. E ne parlavamo anche prima, Massimo, no? Era una notizia che viene riportata dall'ADN Cronos, e pare che il decreto sblocca cantieri è destinato a superare un ulteriore passaggio del Consiglio dei Ministri e quindi a finire nei prossimi giorni direttamente in Gazzetta Ufficiale. Ce lo conferma? Io posso solo dire che sicuramente si vuole sburocratizzare qualcosa che è stato burocratizzato fortemente dal precedente governo, perché se bisogna sbloccare i cantieri è perché precedentemente il governo ha legiferato un codice degli appalti che ha bloccato l'Italia, ha bloccato i comuni. Cioè io penso, faccio sempre i ragionamenti anche da sindaco del mio comune, cioè la fatica che hanno fatto i miei funzionari negli scorsi anni a fare opere pubbliche con il codice degli appalti emanato dal governo del PD è qualcosa che si scontra con la necessità di veder crescere un paese, di far investire un paese, di fare opere pubbliche e far sì che queste opere pubbliche favoriscano la crescita dei territori e soprattutto facciano lavorare le imprese che occupano i dipendenti. Quindi lo sblocca cantieri
è importante perché abbiamo ereditato una situazione dal punto di vista burocratico legislativo del codice degli appalti assolutamente incartata. Gusmeroli, posso chiedere una cosa? Sì. Io ho visto un po', anche se rapidamente, questo decreto crescita. È ancora una volta, diciamo, figlio di un'abitudine italiana di mettere un sacco di cose insieme, no? Sembra più la risposta delle singole richieste di quelli che chiamano gli stakeholders, piuttosto che un'occasione per dare una direzione allo sviluppo italiano eventuale e futuro. E questa è una cosa che ha caratterizzato governi da decenni a questa parte. Perché non uscire da questa logica, se condivide l'osservazione? Allora, il decreto crescita sostanzialmente ha due direzioni. Uno è quello di spingere agli investimenti delle imprese. La seconda direzione è quella di spingere gli investimenti degli enti territoriali. Perché? Perché nel decreto crescita c'è il superammortamento, c'è la mini IRES, quindi una diminuzione delle imposte per le imprese per facilitare gli investimenti. Dall'altro c'è tutto il tema degli enti locali in cui si danno contribuzioni per opere pubbliche. Quindi le dinamiche sono queste due. Poi all'interno devo chiudere. Chiudo. All'interno di queste dinamiche poi c'è tutta una serie di ulteriori interventi. Io parlo, non so, c'è il rientro dei cervelli, il patent box, ci sono tante cose che perché colpendo più attività, più territori, più destinatari dei provvedimenti si facilita la crescita. Ma se quindi ci trovassimo di fronte ad una Libia guidata dal generale Haftar, dato che insomma, noi come precedenti governi insomma, stiamo cercando l'accordo invece col diretto concorrente del generale al-Sarraj, tentando però una unificazione della Libia che fin qui evidentemente non è riuscita, quindi possiamo parlare di un'impresa se non fallita ma nei fatti comunque non riuscita. Ma io concordo con quanto ha detto la professoressa, cioè gli scenari possono essere diversi. Cosa importante adesso è mettere acqua sul fuoco e non benzina e far sì che il Paese si pacifichi, perché per noi è assolutamente importante, essendo un partner in anni strategico dal punto di vista anche economico. Noi siamo un Paese vicino, che abbiamo subito una immigrazione forte proprio per il caos che c'è in Libia, e quindi in questo momento il lavoro della diplomazia è quella di mettere acqua sul fuoco. Ma non crede che insomma sia necessario, alla luce anche di questo sbilanciamento delle prove di forza, insomma ovviamente è difficile capire quanti siano gli attori internazionali, anche se prima la professoressa Mercuri insomma già ci stava dando un'idea del sostegno su cui potrebbe contare il generale Haftar, ma insomma si tratterebbe comunque di uno sbilanciamento di forze a favore del generale, quindi di fronte a una situazione del genere, di questo squilibrio, forse ecco, il governo italiano dovrebbe o no ripensare ad una strategia diversa o comunque cambiare quella che ha avuto fino adesso? No, la strategia è quella corretta, è quella di cercare il più possibile di pacificare quell'area, perché è assolutamente sì, no, questo è ovvio, importante. Ma dico, è il metodo, come? Non è cambiare strategia da un giorno all'altro, ma è cercare di muovere diciamo tutta la diplomazia affinché quell'area in qualche modo possa trovare una pace. Ricordo che questo doveva essere l'anno di elezioni, eccetera, eccetera, quindi bisogna cercare veramente di puntare a una pacificazione. Una battuta finale, onorevole Gusmeroli, teme, come qualcuno ha già detto in maniera molto allarmante, questa situazione potrebbe acuire di nuovo i flussi migratori nel nostro paese? No, assolutamente, perché la posizione italiana con porti chiusi e autorevolezza anche da questo punto di vista ha bloccato tutti gli sbarchi, le partenze e direi anche le morti in mare, che è una delle cose
più importanti, perché negli anni precedenti non solo è arrivato qua il mondo, ma sono morte oltre 15.000 persone in mare. Io direi che, a differenza di quello che dice la Bernini, il governo si è comportato molto bene in questa fase, sia appunto, come si diceva, con la conferenza di Palermo, ma anche con il nuovo legame che sta tenendo Matteo Salvini con la Francia. I diplomatici sono in questo momento assolutamente allertati su tutta la questione, e quindi io credo che si possa sperare in una pacificazione in un territorio veramente difficile, dove insomma la questione di tribù e denaro purtroppo contano tantissimo e fanno la differenza. Abbiamo sentito l'intervento di Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera. Poi abbiamo anche sentito Barbara Puschiasis, che ci ha confermato che tra pochissimo alle 12 ci sarà l'incontro con il Premier Conte. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, che difende le associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche. Abbiamo cercato di metterci in contatto e purtroppo adesso c'è l'incontro, quindi non siamo riusciti a collegarci. Ci risentiremo con Barbara nel corso della giornata oppure domani, così ci racconterà come è andato l'incontro. Poi vi ricordo che oggi Marco Pinti trasmetterà integralmente la conferenza stampa del ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi a Milano per quanto riguarda l'Europa. Allora, siamo quasi in chiusura. Io vi ringrazio per averci seguito. Ci sono delle ultime ore. Il vice premier Di Maio interviene sulla flat tax all'ingresso di Vinitaly a Verona e dice: sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel DEF. Per quanto mi riguarda, ha aggiunto, l'unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi, e questo è l'obiettivo che ci poniamo, perché l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo, ha detto il vice premier Di Maio. E oggi ci sarà un vertice di maggioranza sul DEF con Conte, Tria, Fraccaro, Castelli, Garavaglia e Bitonci. Un vertice di governo sul DEF si svolgerà a Palazzo Chigi subito dopo il tavolo con i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie nel primo pomeriggio. Il premier Conte, a quanto si apprende da fonti di governo, presiederà una riunione in cui prenderanno parte il ministro dell'economia Tria, per il Movimento 5 Stelle il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il sottosegretario all'economia Laura Castelli, e per la Lega i sottosegretari Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci. Allora, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, ci risentiamo domani. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the